alzare il cartellino rosso, arancione, e prima c'era un fotografo che aveva fotografato. È il voto all'unanimità dei delegati delle CNA di Padova e di Rovigo a suggellare la fusione tra le associazioni artigiane delle due province, che si uniranno in modo formale a partire dal 1 gennaio 2024. Dal 1 gennaio 2024, da quando avrà effetto questa fusione, saremo una delle associazioni artigianali più grandi, diciamo, a livello regionale. Quindi questo vorrà dire avere i numeri per poter prendere delle decisioni nei tavoli. Il futuro prossimo sicuramente non è così roseo come abbiamo visto, e questa unione ci permetterà di essere ancora più ascoltati ai tavoli regionali e ai tavoli nazionali anche. Perché? Perché il nostro mondo, il nostro artigiano ha bisogno di risposte concrete. Abbiamo bisogno di accesso al credito, abbiamo bisogno di liquidità per le aziende. Tante aziende hanno un cassetto fiscale pieno di soldi e si trovano con carta in mano. 5.880 imprese rappresentate, 10.000 soci totali, 20 sedi sul territorio. Con forza CNA Padova e Rovigo rappresenterà le richieste che arrivano da un'area vasta con numerosi punti di contatto. All'assemblea ha partecipato anche il presidente nazionale di CNA Dario Costantini. Negli anni gli artigiani hanno perso circa 200.000 imprese, ha precisato. Significa che in questo paese bisogna cambiare rotta, in questo paese dove quasi il 98% delle imprese sono piccole si continua a ragionare e a legiferare per le grandi imprese per poi adattare il piccolo. Questo sistema di cose non va più bene, ce lo dicono i numeri della mortalità delle imprese.